Importante vittoria per la Profavara che torna dalla trasferta di Mazzara del Vallo conquistando l'intera posta. I ragazzi di mister Gaetano Catalano si sono imposti con un rocambolesco 3-2 sul Mazzara 46, terza forza del campionato di eccellenza Girone A, allungando 3 punti in classifica sulla stessa Mazzara e mantenendo salda la seconda posizione alle spalle della Nissa che guida il campionato con 6 lunghezze di vantaggio. La Profavara ottiene un successo di straordinaria importanza disputando un match emozionante, andando in vantaggio per ben 2 volte con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare in entrambi i casi. La Profavara trova la rete della vittoria con Retucci al 95esimo, dopo che il Mazzara aveva sfiorato a sua volta la vittoria con un palo un minuto prima con Ferraù. La gara si sblocca dopo 2 minuti di gioco. Dalla destra cross di Caternicchia in aria per D'Amico che con un piattone al volo batte Chebà. La gioia del vantaggio dura soltanto pochi minuti. Al quinto, dalla destra, arriva il cross di Locascio in aria. Barbero al volo di destro batte Scuffia. Nella ripresa i ritmi crescono e ne beneficia lo spettacolo. Al 52esimo la Profavara torna avanti. Retucci, palla al piede, arriva al limite dell'area di rigore e batte Chebà in uscita. Al minuto 81esimo il miracolo di Chebà, bravo a deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Ficarrotta. Profavara resta in 10 per un doppio giallo al difensore Marino. A 4 minuti dalla fine arriva il pareggio del Mazzara 46. Ferraù crossa in aria a beneficio di Barbero, colpo di testa che batte Scuffia per la seconda volta. Quando tutto sembrava finito, arriva la sorpresa. Negli ultimi secondi di gioco, contropiede vincente di Retucci che supera ancora Chebà e realizza la sua doppietta che dà i 3 punti alla Profavara. Sì, effettivamente oggi è stata una vittoria pesante, una vittoria che dà una sterzata a questo campionato, che allontana la Mazzarese da noi, che ci proietta a un mese di gennaio caldissimo, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ovviamente dobbiamo goderci questa grande vittoria, la vittoria di un gruppo importante, una vittoria di una città che crede, che ha un sogno, che oggi ci ha accompagnato, anche oggi ci ha accompagnato in una trasferta lontana e difficile, e alla società che ci ha permesso di prepararla nel migliore dei modi, perché siamo andati in ritiro in eccellenza, non è per nulla scontato. Stiamo vivendo un momento fantastico, è la nona vittoria in trasferta su 9, siamo contentissimi di questo, stanno ripagando i nostri sacrifici, stiamo facendo un percorso fantastico che è un po' oscurato ovviamente dal campionato strepitoso che sta facendo la Nissa, ma abbiamo ancora la possibilità di riaprire e di avere qualche speranza di andare o di raggiungere il nostro sogno dalla porta principale. Se non dovessimo riuscire c'è un'altra porta che non vogliamo assolutamente mollare. Che dire, il mese di gennaio sarà decisivo per questo, ma noi come gruppo vero, gruppo importante, che lo stiamo dimostrando da settimana e oggi credo che è stato l'emblema della forza di questo gruppo, perché vincere a Mazzara non è facile per nessuno, non so quante squadre ci erano riuscite, e poi vincere in questo modo, in 10 uomini, al 96esimo, ha un sapore diverso e ce lo godiamo tutto, ma da martedì pensiamo al prossimo avversario che è il Misilmeri, perché dobbiamo cullare e coltivare questo sogno che portiamo avanti dal 1° agosto noi, la società da 2 annetti, che prova a fare il salto di qualità e piano piano ha migliorato tutto. Consentimi di dedicare questa vittoria a Salvatore D'Oro, che per noi è una figura super importante, il nostro addetto stampa, il nostro fotografo, il nostro tuttofare, che sta vivendo un momento difficile, ma siamo sicuri che ne uscirà fuori e tornerà ad esultare in campo con noi.